Buonasera, mi pare che Cassaria non è sicura a me, ma mi sa candidatura da Sennanti, sì. Deo si narro due foglio in sardo, quindi mi pare che este un dovere, quindi su tema che in dalle cause este, proprio gusto, di Salim Basarda e questo avvesumato che io stento tanto tempo allegare sul problema di Salim Basarda italiano, lamentandesi che non sa legare Salim Basarda, grazie a Dio è un vago finito, un vago cambiato insomma non è che si innamorò di questo braghere allegare sardo. A me mi tocca di salutare questi amici che sono scutusero, no, che va questa rappresentanza di Verda Suonatore, di questa associazione che organizza la Capodanno di San Poetas, questa associazione che va a queste attività culturali che comode sul governo di Somma di poesia in vita. E quando mi danno a precontare, appunto subito ieri, mi hanno fatto un grandissimo preghiere, in un certo senso, si usa questa conclusione di un cammino che io ho fatto in 20 anni, so di triballo, su questa cultura sarda e di Salim Basarda. Ed io, che sonare prima di tutto, che all'inchi cosa, di come si è toccato si schiglia, di come io ho stato un rapporto con si schiglia. Ognuno di noi in storia sua, in storia intellettuale, in storia culturale che attento, in momento diverso si sconfrontava con questa esperienza, di questa generazione che quando ha serrato la prima fase sul 59, il 57 tenia deganno, io tenia deganno, non lo si manco fatto. E certo lo pensavo a si schiglia. Poi, quando ho fatto si scolla, funti con 2 anni che si schiglia non esisteva, cioè non mi si è pruso. E in un certo senso risentivo in senso negativo, cioè di non sagattare, quando per donare in pago foetto, quando devo andare a scuola, sul liceo, la Sardegna non esisteva. Cioè non esisteva in storia, fu da tempo che durava tempo medio, è scomodo, chissà in Sagartina di storia, sul libro di storia, la Sardegna non di avuto, cioè di avuto la penisola italiana e poi spiegare didascalia da chi non niente sulla della Sardegna, poi si storia italiana, la Sardegna non di avuto, fu di storia di Spagna, ahimè, fino alla sua 700, quindi lo sentivo di allegare, cioè non intraia in suo discorso. E poi mi ha pagato si schiglia adesso anni 80. Quando storave si schiglia, fu di si schiglia adesso anni del vento sardista come Tantanaro, cioè sul primo numero del 80 di este su programma culturale del suo partito usato. E sono protagonista di questo numero, Giovanni Lillio, di Mentu Avariga, Umberto Cardia, Emilio Lussu a Savini della carriera in un certo senso convertio a Salim Basarda, cioè io posso fare meta de Bruso primo, però a Savini della vita questo problema di storrave, questo problema fu questo problema che è sempre in guisi di Salim Basarda il suo sistema scolastico italiano che noi teneva su che pochento. Salim Basarda non di este, e sa poesia sarda non di este, sa letteratura sarda non di este, si usa ancora in guisi. Ecco, devo non ragazzo fare longa, non este, che ragionare solo che poi, quando io striballavo, quando ho fatto questa associazione culturale, per da Suonatore,
E ho fatto, una delle prime cose che ho fatto è stato questo libro, Poeta Seneghesos, che si venne a idea di arregolare tutto, noi ci scriveiamo, gente mela di scritto poesia in vita, e fossi che a scrivere poesia in sardo. Io una volta non la spoglio impare, io sul libro, io ho fatto. È stato a scoprire una miniera d'oro in un certo senso. Poeta, intanto sul sardo, sul suo pastore, sul messaggio, sul maestro, in domo tenianta pagas cosa delle, ma sa schiedenianta, appunto, sa poesia sarda. Cioè, un minimo di cultura e di letteratura, questo sardoso, analfabetas, appunto, analfabetas chi diventa leggere e scrivere, ma chi diventa leggere e scrivere una lingua che non fosse italiana. Ed io, quando ho fatto interviste a gente della brigata Sassari, un ribello che ho fatto, mi ricordo bene questo uomo che Ziangozzi che mi ha contato, Dio sia analfabeta e scullette solo la poesia sarda, è analfabeta relativo, cioè è una cultura diversa, è un'altra realtà culturale. Una realtà culturale che in un certo modo la realtà popolare sarda che estetia. E noi si parliamo in questo senso con gricai, quanto possibile, di vari modi di indagare a pizzo e di narrare queste cose che belle, di ogni cosa che ho fatto, spettacoli, eccetera, che ho fatto in modo che fosse la gara poetica, che non fosse in mezzo del bordello dell'autoscontro, con narrare, che fosse di tornata sul valore culturale che veniva. E a Salvini, appunto, se ho incontrato con Aquilino Cannas e ho fatto, grazie a Savizza, che ha visto in vita, che si la vita, con Gian Diego, che è mancata di vago e che per il caso di ricordare sul mezzo schifodeso, e Gian Diego, appunto, noi abbiamo fatto su una ricordanza di Aquilino, ma reso battoranno di Oio, Chimi, non mi ricordo come. E poi Gian Diego ci ha regalato tanto numero della rivista e allegando con Luca ha detto si deve avere questo incontro di questa esperienza importante e importantissima della cultura sarda che come cominciamo a discutere. Io lascio sul microfono a Gavino Maieli, che è stato l'ultimo direttore di questa rivista, che ha partecipato per tanti anni in questa attività, che ha pensato questo incontro ed ha organizzato, e mezzo di me poi guidare questa parlata, questa conversazione di questo zero. Grazie. Saluto e trigo a tutto canto, sono benenni, sono a Sarzente de Fora, benappido, sono a Sarzente de Dom. Tocca da me vedere pure un salto, però comprendo che paziente che magari su salto non lo comprende, tanto su saluto anda bene, forse se mezzo sa fedare in italiano. Sischiglia è la rivista della poesia in lingua sarda. E forse è il modo migliore per iniziare una serata come questa è quella di leggere delle poesie, due poesie sulla poesia, con degli omaggi ovviamente. Tutto il discorso che verrà fuori cercherà di essere collegato, poi vedremo i dettagli, si racconteranno le cose che potremmo raccontare. Ma la prima poesia è giusto che sia quella di Angelo Dettori, che è stato forse, se non proprio il fondatore, comunque l'anima iniziale negli anni 50 e poi nel 1980 quando Sischiglia ha ripreso le pubblicazioni. Vi leggo io questa poesia intanto. Il titolo è Beni, torra con megus.
leami in coa tua, che giovaneddo ancora, o bella maiadora dea mia. Non miste scua tua, che morzo prima e sora si mi manca da sa tua compagnia. Giù che mia mano denta, e sta bene attenta, chi rutta in malos logos non che dia, che gerzo stare sano e sempre a fa cartie fidiano. Ma tue non das d'oro, comode mi del pezzo, e noios che prima non mi miras. Mi lascia sempre solo, senza essere avvezzo, e pisetos amantes ti cattiras. Eppure, giunto in vena, scorrentes in pienas, desambene chi tu mi che diras. Non mi pezza su loro, e te de nou mi innamoro. Bene, non mi abbandones, dammi qualche mirata, o bella, non mi neghe sul nuaso. Si innandi a mi bonese, sa mente a neulada, fatto sos bolos fines a so caso. Signora poesia, dama e compagnia, giù che mi nessi a pes de su parnaso, in nue a so 20 annos, basato masa primo a sos mannos. Un'altra poesia è di uno dei grandi dell'area campidanese, Canzoni in aramì di Benvenuto Lupina, che ci leggerà Stefano. Canzoni, naramì su Ghiasbiu, canzone malasorti e de amori, cantata in 7 nottis de lugori, cantata in 7 nottis de scuriu. Canzoni mapillotta e bagamunda, torrata e campitano con sudallu, in trendo da pubiu in mezzo ballu a zummiu, che verda scutta frunda. Marini se sfuglia con suentu, canzoni poveritta e brantulea, fuglia e suo uili ed essallea, poi ci accabai in un bastimento. E in un bastimento se storrada, canzoni, senza pregio né sentito. Ti scurta calincuno, mesuscido, sa luna no, sa luna c'è entrata. Però sa luna in cielo, ad adorrai si avarra sa canzoni dopo rua, cantendo vos amori fatto a cua, poi sous nientus de gommai. Pochini non s'arrendi di canzonetta, canta, e pochini s'arrendi, canta e bruso, canta sa gioventù, a nos d'uso, assai accesa, canta sa forredda, canta pochini di scurta in galera, canta pochini di scurta in presoni, canta pochini olli, ma canzoni, non canti sti con voci foristera. E a me fai minu piaceri, a barra mi fai compagnia. È vero su chi prima non creia, sa vita è stu cani senza meri, e Deus è un storica in sepinna, Deus è una cascia senza grai, isbuidata e tutto sui nai, Deus è un santo eccio e linna. No, vai. Tu ses che i sarriu, canzoni, mamma e figlia cantatori, scurtata in pagu nottis de lugori, scurtata in medas nottis de scuriu. Allora, per raccontarci la storia di questa importante rivista, adesso do la parola a Duilio Caocci, che è docente di letteratura italiana, di letteratura sarda e letterature regionali presso la Facoltà Umanistica dell'Università di Cagliari. Duilio è finalmente uno studioso appunto delle materie di cui vi parlavo prima, amico del festival, diciamo che tutti ci ricordiamo la brillante esposizione che ha fatto l'anno scorso sulle poesie di Peppino Mereu. Ci parlerà appunto dell'origine di Sischiglia, delle caratteristiche della prima fase. Sì, appunto. Tanto Mario, grazie dell'invito, grazie della presentazione, grazie per l'occasione che mi hai dato di rivedere questo importante passaggio della storia culturale regionale, dico non solo letteraria, della storia culturale regionale.
perché appunto mi è toccato scegliere un inizio, 1949, cioè l'inizio della storia della rivista Sischiglia, che è una delle tantissime riviste che in una gittata lunga di storia si fondano e si distribuiscono in Sardegna intorno al medesimo tema, cioè la Sardegna, la sua condizione linguistica, la sua condizione culturale. La questione sarda, i miei amici che si occupano di storia lo sanno bene, è una questione che emerge violentissima nell'Ottocento e di riviste di cui Sischiglia è l'erede, nell'ultimo quarto dell'Ottocento ne escono al go-go, ne escono tantissime, citerei anche il solo caso di Vita Sarda, quello splendore di rivista a cui collaborò buona parte dell'intelligenza regionale compiendo battaglie epiche, importanti, intorno all'identità dei sardi e all'identità dell'isola. Va stimata questa cosa. E allora, per ragionare di quello che accade nel 1949, dobbiamo per forza ricorrere alla storia lunga di un dibattito sull'identità dei sardi. Vi dicevo, nell'ultimo quarto del secolo nascono delle riviste molto importanti, a Cagliari soprattutto, ma anche a Sassari, numerose riviste di breve durata, di breve vita, come capita in tutta la penisola e anche nell'isola per secoli, e numerose riviste che però sono eredi di un dibattito ancora più remoto, sono eredi di un dibattito promosso da monumentali personalità ottocentesche. Pensiamo a che cosa ha fatto per la lingua e per la poesia il canonico Spano, raccogliendo in un'opera monumentale le poesie di tutta l'area settentrionale. E che cosa hanno fatto altri autori per programmare dei modelli di autorappresentazione identitaria anche su base letteraria? Perché tra 8 e 900, nelle epoche di cui stiamo parlando, la letteratura non occupa lo spazio che occupa nell'immaginario oggi. La letteratura forma interamente l'immaginario per intere generazioni, sino alla concorrenza della televisione, eccetera. Ma nel 49 le generazioni si formavano sulla poesia, si formavano sulla narrativa breve, perché non esisteva il romanzo in sardo, si formava l'identità su base anche letteraria. Questo è una cosa della quale i più giovani sono ignari, perché ora la letteratura occupa uno spazio minuscolo nella formazione delle persone, minimo, almeno quella che chiamiamo letteratura tradizionalmente. C'è altra letteratura che serve a formare le idee delle persone e a formare le persone. E però appunto non è che siccome altrimenti aumenta la pioggia se la prendo dall'Ottocento e la prendo da Spano e il sistema nervoso anche del pubblico, mi rendo conto, non può reggere a tanta gittata. E però quando noi diciamo che nel 1949 c'è l'inizio di un'esperienza importante anche per noi e che attraversa tutta la seconda metà del Novecento, dobbiamo almeno fare l'esempio di due riviste che precedono in questo specifico campo letterario-culturale, ma anche in questo specifico campo politico, quello di un modello sardista, diciamo così, di osservazione dei fatti letterari. Dobbiamo ricordare due riviste che a 30 anni di distanza precedono la nascita di Sischiglia, e queste due riviste sono legate a due personalità molto importanti della Sardegna. Una è la personalità di Raimondo Cartaraspi, che fonda il Nuraghe, e il nome non è Podebadasa, è il nome che dava Cartaraspi, che era storico, archeologo, era un erudito, un uomo di grandissima cultura e di grande intelligenza politica. Va chiamato quella rivista il Nuraghe perché aveva in mente un modello identitario dei sardi concorrente con quello medievista, che invece andava per la maggiore nel Novecento. Non è un caso che si affermano nel nostro campo Antonio Sanna, che è medievista, cioè un modello identitario che fa rimontare l'identità dei sardi a ben prima che la lingua sarda avesse diritto di esistere, anzi
ben prima che la lingua latina avesse diritto di costruirsi, quindi tracciava di noi, è un modello ancora attivo, se pensate che solo nella campagna elettorale ha scelto Nuraghe Trilobato, mica ha scelto il Medioevo, cioè Eleonora, le grandi figure. Allora dire che la nostra identità rimonta ai Nuraghi significa dire che per noi la lingua è importante, ma sono i sardi che sono al centro del discorso, la vita dei sardi, e che la lingua è uno degli elementi rilevanti di una discussione che è ben più ampia, architettonica, archeologica e insomma è un modello non soltanto riferito alla lingua, è un modello per questo durevole e vincente. Mentre il modello medievista ha giustamente al centro il dibattito della lingua, anche per l'italiano. Nel Medioevo nasce la lingua italiana, si trovano i primi documenti, nel Medioevo nasce la lingua sarda, si trovano i primi documenti del sardo, è un modello che funziona per i tedeschi, per i francesi, quindi ci pacificano i sardi con un modello identitario che è europeo. L'altro no, l'altro dice che siamo noi un'assoluta eccezione nel Mediterraneo. Va bene? Allora, l'ho chiamato il Nuraghe. Caldaraspi era un grandissimo sardista che non solo aveva fondato una rivista, ma aveva fondato una casa editrice che pubblicava i giganti della poesia. Peppino Mereu, Paolo Mossa, Pisurzi. Aveva creato un canone negli anni '20 della poesia che ci interessa ed è un canone persistente. Ancora quelli sono i modelli di poesia che ci interessano. Accanto a questa c'era un'altra rivista, sempre di modello sardista, però degli altri sardisti, e di questo se ne facciano una ragione quelli che sono sorpresi del fatto che il sardismo si allea con destre inquietanti, eccetera. Il sardismo sempre l'ha fatto. Allora quest'altra rivista, diretta proprio da un seneghese, da Puzzolu, si chiamava Mediterranea, quindi aveva in mente un altro orizzonte, non più solo la Sardegna, ma la Sardegna vista in un contesto di rapporti di forza, che sono quelli mediterranei e non continentali, eccetera. Puzzolu era un seneghese molto importante, sottosegretario alla giustizia, che faceva parte di quel gruppo di sardisti numeroso e potente che aveva firmato l'afferenza al Partito Nazionale Fascista e per questo diventa anche sottosegretario alla giustizia. Quindi queste due riviste conducono un discorso molto, molto vicino a quello che a 30 anni di distanza, in un'epoca straordinaria, inizierà a compiere Michele Contu. Non si dice mai, perché tanto importante la figura di Dettori, che questo povero Michele Contu, persona oscura quanto a biografia, è difficile trovare notizie su di lui, ma è l'uomo che fonda la rivista, la fa nascere e la regge sino al 52, dal 49 al 52. Non stiamo parlando di un numero annuale, stiamo parlando di un numero mensile. Chi dirige riviste o fa premi sa che cosa vuol dire dirigere mese per mese una rivista e porsi degli obiettivi chiari e trasparenti. Allora i modelli di Michele Contu e di Angelo Dettori, che era fin dai primi numeri una persona di grande rilievo, evidentemente riprende un discorso che era già iniziato, e noi lo vediamo icasticamente nel primo numero, gennaio 1949. Che cosa intende fare Michele Contu? Lo è uscito recentemente, ma lui lo compilò in quei suoi anni della prima metà del secolo, vocabolario poi pubblicato da Ilisso e curato meravigliosamente da Giulio Paulis. Un vocabolario è la traduzione completa, una delle due che possediamo, della Divina Commedia. Non so se rendo l'idea, che lui utilizzava anche per la predicazione, essendo un sacerdote. Quindi è uno che con la lingua, diciamo così, sapeva come comportarsi a tutti i livelli, dall'inferno al paradiso. E fa un editoriale, cioè Pietro Casu non è un collaboratore, spiega il significato del nome Sischiglia. Lo fa Michele Contu molto modestamente in una prosa italiana garbata, ma dove non dice nulla di sovversivo, e lo fa con molta gravitas in terzine sarde Pietro Casui, che vuol dire che noi siamo alla ripresa di un discorso anche come corpi di uomini, come firme di poeti. Dunque, contro la leggenda che circola che Sischiglia significhi
un'invocazione al risveglio dei poeti, alla modernizzazione della poesia sarda, l'affermazione, fin nelle rubriche di Sischiglia, è di osservazione della realtà sarda. Cioè quello che vuole fare Sischiglia quando nasce non è nulla di sovversivo, nulla. E questo accadrà per tutta la direzione anche di Dettori, quindi sino al 57, sino a quella zona di confine che abbiamo io e Antonio oggi, a quella zona di confine nella quale nasce, era già nato da un anno, ma loro contano gli ozieresi dal 57, non dal 56, per varie ragioni che vi dirà Antonio. Si dice che appunto Sischiglia prepara, diciamo così, le innovazioni fortissime che proporrà il premio Ozieri sino a cambiare il volto della poesia scritta in Sardegna. Sino a dare una spinta forte, almeno per non esagerare coi termini, una spinta fortissima ai poeti per innovare il loro modo di scrivere poesia. Non è così, perché Sischiglia si propone, lo dice Michele Contu e lo dice anche Pietro Casu nella sua poesia, si propone di osservare quello che accade in una terra dove si produce molta poesia, osservarlo e raccoglierlo e donner à voir, mostrare ai sardi la bellezza di quello che sanno fare. Quindi mostrare a quelli della zona meridionale quello che fanno i settentrionali, cioè mettere in comunicazione quegli universi villici di produzione poetica che altrimenti non avrebbero avuto modo di circolare, perché la poesia scritta non aveva i canali della poesia estemporanea, i circuiti per cui i poeti estemporanei si facevano conoscere ovunque molto facilmente, quelli della scrittura no, perché mancavano gli strumenti. Ecco, Contu vuole fare uno strumento, Contu e anche Dettori. E allora nella rivista, fin dai primi numeri, noi troviamo una serie di affermazioni di continuità di quel presente con il passato. Non è anche questo Pode Badasa, e fra poco cedo la parola, vado a concludere. Anche questo non è Pode Badasa. Se controllate le date, 1948 è la data di approvazione dello statuto regionale sardo, che come sapete ha valore costituzionale, cioè è dentro la Costituzione italiana. È interessante questa cosa, perché c'è un organismo una struttura di legge che incorpora al suo interno un'altra struttura di legge che afferma la sua identità specifica, ma dentro quel contesto. E questa è già una questione che meriterebbe di essere discussa, perché è una specie di questione che caratterizza ogni dibattito. Dentro lo statuto regionale c'è un articolo preciso che parla di rinascita dei sardi, cioè è un patto tra la Sardegna e lo Stato italiano, nel quale nell'articolo si dice che lo Stato italiano avrebbe favorito la rinascita della Sardegna, per quello si chiama piano. La rinascita della Sardegna vuol dire che ci ritenevano morti, e vi garantisco che nel 49 eravamo tutt'altro che morti, almeno dal punto di vista letterario circolavano mostri, cioè gente di una qualità letteraria che fa spaventare. Ecco, all'interno c'era, perché circolava un'idea autorappresentativa per cui noi non avremmo potuto vivere se non con qualcuno che ci risveglia, con qualcuno che ci fa rinascere. Sischiglia nasceva da questo ideogema, cioè voleva dire ai sardi di svegliarsi. Grosso modo non è un programma di rinnovamento letterario come invece farà specificamente l'Ozieri, avendo dei bersagli precisi, le strutture, le forme, la lingua, eccetera. No, i sardi di svegliarsi anche attraverso la letteratura, cioè di usare la letteratura per capire quanto sono capaci di fare nel mondo con la parola, nel caso specifico. E allora una serie di rubriche che individua i dialetti parlati in Sardegna, e si va dal gallurese, chiamato proprio nella rubrica come dialetto gallurese, dialetto algherese, il tentativo, vedete, di fare una fotografia del reale. Questo durerà fino al 52, quando prenderà la rivista in mano Dettori. Ecco, Dettori è un'altra persona che conferma il discorso impostato da Contu e da lui stesso, che era uno dei principali redattori durante la direzione Contu.
perché chi è Angelo Dettori? Angelo Dettori appartiene a una generazione che lo rendeva in grado non solo di fare cose innovative dentro il campo letterario, ma anche lo rendeva in grado di apprezzare ciò che le generazioni successive tenteranno di demolire in vario modo. Non c'è nulla di male in questo a seconda delle epoche. Ecco, quando nascerà il premio Zieri, uno dei bersagli, anzi due dei bersagli del rinnovamento dei sardi in campo letterario erano i seguenti. Uno era la gara poetica. Nel verbale del 57 Cicci Tomasa sferra un attacco alla gara poetica che non ha nessuna motivazione. Dice la gara poetica che se un tempo ebbe un valore per la formazione culturale dei sardi, oggi è del tutto desueta. 1957 bastava vedere Piras, giusto per fare un nome, Mostri, e altro che non aveva importanza, e poi è importante anche oggi, potete immaginare nel 57. Ecco, uno di quei bersagli era quello. Per quale ragione? Perché si affermava un ideologema in campo letterario per cui le forme chiuse non valevano. A noi abbiamo citato i dibattiti in Italia, le forme aperte, la metrica libera si utilizza dai primi decenni del Novecento, non larghissimamente, ma passo passo. Si afferma da noi il dibattito si fa negli anni 60, ma inizia negli anni 50 con gli intellettuali del premio Zieri. La gara che ci rendeva vecchi agli occhi degli altri. Il Foet absolument moderne, come dice Rabot, però in una stagione all'inferno, quindi in maniera inquietante. E allora, che cosa succede? Questo era uno dei bersagli. L'altro bersaglio che avevano questi autori era la poesia arcadica, menzionata in ogni verbale. Era la poesia arcadica, donc, il maggiore rappresentante della poesia arcadica, vale a dire Paulicu Mossa. Se non altro perché è un autore monumentale dentro le riviste, ma circolante soltanto con il canto, cioè tutti i sardi lo conoscevano cantato, ma lui non aveva mai cantato in vita sua, non cantava affatto, le scriveva concependole per consegnarle all'unico circuito di distribuzione letteraria che esisteva, quello del canto a chitarra o quello dei vari tipi di canto. Allora, quel gigante di Paulico Mossa che aveva attraversato tutto l'Ottocento per ragioni anagrafiche, tutto l'Ottocento, era il monumento contro cui scagliarsi. Angelo Dettori, per ragioni di vicinanza, ma anche culturale, non solo Gavietta de Sarorubinda, per ragioni di vicinanza anche culturale, difenderà per l'intera sua vita la figura di Paulico Mossa e la poesia arcadica contro i giovani anche nel 79. Quando curerà l'edizione delle opere complete di Paulico Mossa, ma già dal 49 lavorava alla ricostruzione della biografia, darà un ceffone violentissimo ai ragazzi degli anni 70 che avevano curato per Della Torre, erano brigaglie in sostanza in via Lupina, e quei giovani che volendo essere engagé vedevano anche loro in Paulico Mossa una palla al piede, antimoderna, noiosa, non gradevole, per ragioni, diciamo, chiunque di noi forse avrebbe fatto le stesse scelte. Dettori no, perché Dettori capiva tutti e due i passi della poesia, il passo moderno, e capiva che non c'è passo moderno se non c'è incorporazione del passo antico. E allora lì affermerà che era moderno anche Paulico Mossa, contro appunto l'edizione Della Torre che correntemente utilizzavano i giovani per dire Peppino Mereu sì, Paulico Mossa no, perché si astrae, essendo arcadico, si astrae dalla realtà e immagina un mondo parallelo dove le api non pungono, eccetera, eccetera. Era un modello che anche nella didattica scolastica sino all'altro giorno si utilizzava. La poesia arcadica non si occupa del reale, sono ovviamente idiozie spropositate anche a livello metodologico, perché non esiste una poesia che qualcuno dica che non interessi a nessuno. Sempre la poesia, di qualunque specie sia, interessa qualcuno, per il solo fatto che qualcuno l'ha concepita, e dunque l'ha concepita dentro un tempo che ha certi interessi. Va bene? E quindi anche nell'intera direzione di Dettori noi vediamo la strutturazione delle rubriche uguale a quella di Contu, persino con una rubrica che apprezzava l'italiano, cosa che sarebbe stata impensabile per i primi passi dello Zieri, che invece
blindano la lingua sarda, chiedono che nessun italianismo venga utilizzato dai poeti, che i poeti si impegnino a recuperare il lessico. Che differenza c'è tra l'edizione 49-52 di Contu e l'edizione 52-57? Che Dettori tira dentro la rivista tutto il dibattito sulla linguistica sarda, che in quegli anni era davvero importante e vedeva impegnate figure rilevantissime. Chiama a collaborare Wagner, per esempio, che scrive saggi su lemmi specifici. Lui stesso, già dal 49, dai primi mesi dal terzo numero, inizia a curare una rubrica dove discute di questioni linguistiche. Ecco, aumenta la densità della saggistica nella rivista e dunque Cnusa diventa davvero un portale aperto per le vecchie e per le nuove generazioni. Tra i protagonisti del dibattito linguistico Antonio Sanna, guarda caso, che allora era giovane incaricato dell'insegnamento della linguistica sarda a Sassari, in quel periodo non era ancora arrivato a Cagliari, Pittau, Massimo Pittau, linguista ora Sagatta, però c'ha più di 90 anni, della generazione di mia suocera, del 20 mi sembra. Comunque appunto allora, nel 57, capite bene, se uno è del 20 aveva 37 anni, cioè la mia età, grosso modo. Nessuno si alza a dire. Dunque aumenta questo e davvero la rivista diventa un organismo di dibattito che prima non era stato per quella intensità. Allora, siamo nel 57, anche qui dobbiamo discutere di epoche. Io vi ho detto, nasce 48-49 alla fondazione, cioè al momento di sintesi del dibattito sull'identità dei sardi, cioè quel dibattito che aveva portato alla scrittura dello statuto. Perché siamo specifici rispetto agli altri? E si interrogava gente tipo Lussu per tutto il Novecento, ma lì agglutina nel dibattito sullo statuto, agglutinano tutte le posizioni sulla questione sarda. E allora questi la respirano. Nel 49, stesso anno, prima giunta, la giunta Crespellani, che nasce da un accordo tra DC, guarda caso, e PSDAZ, proprio perché il nodo del contendere era la questione dell'identità dei sardi e si fondava una regione autonoma. Quando è che finisce la prima serie? Guarda caso, a colpi di epoche, nel pieno del piano di rinascita, cioè quando altri strumenti concorrenti vengono messi in campo direttamente con i fiumi di denaro dello Stato che passano attraverso la regione. Quell'anno, per riconnetterci col nostro territorio in cui ci troviamo, proprio in quell'anno i personalisti comunitari dei vostri vicini, cioè Antonio Cossu, nel 57 erano tornati in Sardegna. E Antonio Cossu era tornato in Sardegna per prendere contatti col Partito Sardo d'Azione ed era mandato da uno dei leader del mondo cattolico più interessanti di quel tempo, che era Olivetti, perché lui lavorava già nelle edizioni di comunità, era stato mandato a Santo Lussurgiu per far partire la rivoluzione personalista comunitaria e nel 57 esce la prima pubblicazione di Antonio Cossu che indagava le condizioni sociali del Montiferru. 57 se non sbaglio, Mario, correggimi se sbaglio, magari tu le conosci più di me queste cose. E alla quale erano stati chiamati sociologi, letterati, gente di ogni specie a Santo Lussurgiu a discutere di quelle questioni. Dunque, a colpi di epoche. Spero di avervi fatto un quadretto brevemente, poi altri 3/4 d'ora ve li regalo. Grazie per l'attenzione. Direi che ci stanno aprendo dei fronti molto, molto interessanti e stimolanti. Però c'è un'apertura al premio Zieri, sarà poi Antonio Canalis a parlarne ampiamente. Un omaggio al premio Zieri credo possa esserci attraverso le poesie. Qui ne abbiamo scelto due grandi poeti.
uno dei quali è il decano, che avremmo voluto portare qui, però per motivi di salute non è stato possibile, Giovanni Fiori di Tiri. Luna sarda in Mesughelo. Su bastore con oios dei dia, tabaida da piena e lugore, tunda che un aranzo in Mesughelo. Non si intende dei logo nasisia, sa sforzasa sono vrimmas, su draino brinchita lento lento, esto non molto antico e sempre nuovo. Baula d'unugane da Eghelu, uno budetru annia del sicuro, canta da sistria, sorda e arroghida, a colpo siccos che un'agonia trappende sas entrañas de sa terra. Su lettore ad infusto su trovozzu, e con sa gonca subre un grastu, si brancona pezzoso su bastore, abbaidende a tie, tunda, che un aranzo in Mesughelo. Amiga e sorregara, tu esese, amiga e sorregara e testimonza de sonnos que naninditos, de notes a pane e amba abbassadas, de venas a nodo in bula e golidas, de ozzasa morta primo e nascere, intro mugor mannu, sotterrado in su tempus, commente un gigante in su muraghe. Non fu custasa, sas notes chigheria, cando lugias in sos oios mios, candapo tripiado sos meudos, con sus ore in cávanos, in fainas anzenas. Cando zarzola piene sole, dai a trigo e a somasa, e su sole allumaia la satte. Però non mi indimputo, de su rimasa dado, né ti cherzo in debadas frastimare e ne piangere cherzo. Ma piusu non mi brancono, isetende chi tu e ti che valese, ad esegus de sommonte nudoso, prodorraresi in crasa frisca che un aranzo in Mesughelo. Como isovosos canese, de su presorzo antico. Sospudetro so verso istroveire, pro los istraminare a corridorza, intro sadanca aberta e che nalacanasa, che giugimento in solo, fetta da soconare, sa zampe suese, con si sprona in pe. Né muroso e né giagasa, bada in sa stanca stuasa, amiga e sorregara. So sardoso, muros e giagas non quere piuso, pro sos babos de oe, pro sos fizos de gras. A manudenta, e con oios pienos de dignidade antiga e sempre accesa, ti sentamus cantende in dies più mannas, in nottes più bellas, bianca e risolana, piena de giaresa e de lugore, tonda che un aranzo in Mesughelo. Un altro grande a Stefano, Deo Guru de Faustino Onnis. Deo Guru, trobitteri de stima e di amori, commenti andatori de una porta, con saperto l'accordo e sudri al chinzu, ando per isbiate sul mondo, cantando e entregando canzoni a subventu, o chi da sporti di assaparti di pollini. Deo Guru ando de mizza in mizza, o buffai, in sombra sempre birdi che confortala, s'acqua fresca di zampilla del ristora. Ando cercai frarisi, prazzini con issusu, a un dismizza assunta varrata sassiccasa, s'acqua de sudri mio limpia e clara, chi dona la componesa senza stura, con solo e piadesa, disigiata de gorus insidius. Deo Guru torru a sa fontana sempre in pia de su cantaro, a un di aspettant es maestus de sarti bella prus antica de somini, e manti convidavo a sa dopo di oi, po benedicili sa bontadi de sa fariga chi porto in bertula, po sa spadalia entre vralis avvesus a s'incanto dei sognos. E due torri correndo, de mengiano chizzi, innanti schissu soli si pesi de callentidi, e s'abbasca a nappidi con i sfumus de sairi, s'orizzonti limpi lucenti chi da ingiriata.
e nimi senso. Un suo coro, un fraude precio, in savetto chissà qua sanidosa, chissà donata, mi do residi, un mente cando buffo in su del mio. Lì che ho vissuto gran parte delle mie serate. A un certo punto Aquilino fa: senti, abbiamo parlato, abbiamo pensato di nominarti segretario di redazione. Devi decidere tu, devi dire o sì o no. Quanto ci ha impiegato a decidere? Laurentio Ilieschi non mi ha dato il tempo di rispondere, ha detto: allora non si può provare a andare, no. Non può provare a dire di no, rischiamo una passata di colpe. Per dire che ovviamente ha detto tutto con molto affetto, con molta cosa, ma poi non ti potevi tirare indietro con l'impegno. In quegli anni è venuta su la seconda generazione dei poeti di Sischiglia, più numerosa, più ricca, se vogliamo, anche come contenuti. Teniamo conto che il livello di alfabetizzazione negli anni 50 era quello che era, e quindi si poetava soprattutto per circostanza, il matrimonio, la nascita, la morte, i momenti della vita quotidiana. A partire dagli anni 60, 70 soprattutto si cominciava a parlare di altro, e intanto c'erano persone che studiavano, che andavano a scuola, che salivano i gradini dell'università, che leggevano gli autori stranieri e che quindi avevano degli strumenti in più da utilizzare. Molti sono cresciuti, molti sono diventati poeti che fanno parte della nostra letteratura, e ce li abbiamo lì. Quando si parlava prima di poesie, quante, io avevo fatto più o meno un calcolo, prendetelo così, in maniera indicativa, però negli anni, una decina d'anni in cui io sono stato a Sischiglia, abbiamo pubblicato non meno di 7.000 pezzi per centinaia di poeti, poeti grandi, poeti medi. Non contava la grandezza, contava il fatto che lì c'era un popolo di persone che voleva esprimersi, che voleva cantare la propria storia, che voleva cantare il proprio futuro senza dimenticare il proprio passato. Ed è quello che è rimasto poi un po' fermo, diciamo, un po' per questioni personali, un po' per questioni politiche, un po' per questioni che non stiamo qui a ripescare. Però quegli anni sono stati anni fondamentali. Quando si scriverà la storia, si sta già scrivendo ormai, della letteratura in Sardegna, quelle pagine lì, quelle poesie lì, sono lì. A me capita di dire: il giorno in cui un poeta in lingua sarda vincerà il premio Nobel per la letteratura, ci renderemo conto di che cosa c'è dietro quel premio. Lo dobbiamo vincere ancora, e lo vinciamo se riacchiappiamo un po' quell'impegno, quella voglia, quell'entusiasmo, quel senso del dovere che costa sacrificio, perché a tutte quelle persone che hanno lavorato in questo è costato un sacrificio grande. C'è gente che ha pagato dei prezzi non piccoli, con rinunce, però alla fine puoi dire: sì, però ho vissuto facendo, ho vissuto dando, qualcosa resta, o perlomeno, se me ne devo andare, perché me ne devo andare prima o poi, me ne vado con la coscienza tranquilla, sapendo che ho speso la mia vita in una maniera, diciamo, un pochino intelligente, positiva, e che comunque mi permette di guardarmi tranquillamente davanti allo specchio. Qual è la situazione adesso? Io sono convinto che c'è tanto materiale in giro. So che ci sono dei premi di poesia, sono in giuria nel premio di Selargius dedicato a Faustino, quindi vedo che c'è un movimento. Quello che manca, e lo si diceva prima, è che non c'è
come c'era allora un mezzo, uno strumento, un qualcosa, un raccoglitore, mettiamola così, di tutto questo materiale che rischia di rimanere nascosto, sicché non arriverà questo benedetto premio Nobel. Invece forse è arrivato il momento perlomeno di pensarci, perché lo dobbiamo a questa gente, lo dobbiamo a questi uomini che hanno speso la loro vita in questo mondo. Persone, non vorrei dire qui dentro, ma che sono state incoraggiate lì a scrivere, dai, prova, vedrai, pubblichiamo. Tanta gente ha iniziato così, molti ci hanno preso gusto e hanno raggiunto dei risultati eccellenti. Appunto che possiamo parlare di generazioni di poeti di Sischiglia. Una prima generazione era quella degli anni 49, 56, 57, dove sono venuti fuori nomi. Un Montanaro è venuto fuori lì, se vogliamo. E quella può essere la prima generazione. La seconda generazione, dove abbiamo lavorato veramente in maniera intensa, c'è stata negli anni 80, 90, grazie ai premi di poesia, ma c'era tutto un collegamento, un legame, per cui le poesie dei premi passavano attraverso Sischiglia, si cercava di incoraggiare, entrando anche nelle polemiche, perché erano anni di dibattiti durissimi sul modo di fare poesia, tra la poesia tradizionale e la poesia, chiamiamola moderna, tra la poesia in rima e la poesia senza rima. Il convegno del 65 le distinguevano, era la poesia minigonna, questa moderna, e Satravia del Burnedona era quella invece tradizionale, con le strofiche chiuse, e il convegno promosso proprio dai protagonisti dello Zeri. Leda lo racconta bene in quell'antologia L'esigenza che sta. Questa era l'atmosfera. Viverla per uno come me, Lunario Sirighesu, devo via su Caganino. Sapete che cos'è su Caganino? È l'uccellino più piccolo del nido, quello che sporca il nido. E io ero il più piccolo di quella banda di delinquenti che mi costringono ad essere qui oggi, e guai se non fossi venuto. Quelli escono dalla tomba e mi inseguono. Quindi c'era un impegno. Ricordavo in macchina venendo, a un certo punto ero il più giovane, loro andavano su negli anni, riunione a casa di Faustino, in mezzo ai funghi Lo stesso periodo storico di confronto con le politiche governative e la Sardegna. Adesso siamo alla conclusione e credo che stiamo arrivando a uno dei punti più interessanti, cioè al presente e il futuro, cioè in che situazione si trova la produzione poetica sarda e con quali mezzi si esprime, come si fa conoscere, perché c'è anche tutto un discorso di diffusione della poesia, cioè probabilmente c'è molta gente che scrive ed è difficile farsi conoscere anche mancando una rivista come Sischiglia. Io non lo so, io non conosco bene l'argomento, ma ho l'impressione che anche i moderni mezzi di comunicazione, come c'è un bel sito di poesia sarda che si possa seguire. A me non risulta che ci sia, che anche il rapporto con questi mezzi cioè non lo so, io non sono informatissimo, però non ho avuto modo di conoscere cose, strumenti contemporanei molto molto significativi. Do la parola a Gabino Maieri, che è maestro della serata di oggi, non c'è bisogno di presentarlo, è stato direttore per tanti anni un appassionato di poesia che scrive e soprattutto segue e ha seguito la materia per tanto tempo.
Direi che essere qui a parlare di Sischiglia per me è un'emozione grande, perché Sischiglia ha fatto parte e fa parte, da quando sono nato, della mia vita. Ne ho sentito parlare che avevo pochi anni, uno zio, un tio d'Edomo, aveva regalato un numero della prima edizione che conservo ancora. Poi ho avuto la l'avventura, la fortuna di imbattermi in questo mondo. Io, ricordando dei riferimenti di oggi, quando cantavano i poeti estemporanei, io ero in grembo a mia madre e ascoltavo quella legna così, per cui sono nato con quei suoni e me li sono portati dietro e dentro, e ancora penso che rimarranno lì. L'esperienza di Sischiglia è stata un'esperienza straordinaria. Io ho avuto la fortuna di conoscere quasi tutti i personaggi che sono stati citati, da Antonio Noleda, da Cicito Masara, Angelo Dettori, oltre a quelli di Sischiglia. Dopo la morte di Angelo Dettori è stato Aquilino Cannas che ha preso la direzione, una direzione austera, severa, aperta al nuovo, aperta alla prosa. Non dimentichiamo che Sischiglia ha dato anche questo spazio, quindi non era soltanto scrivere in versi, ma anche scrivere i romanzi. Cicito Masara ha pubblicato un piccolo romanzo a puntate su Sischiglia. Lo scopo era quello di incoraggiare la gente a scrivere, ma a non perdere soprattutto la lingua e i valori che dentro una lingua ci sono. Non sto qui a citare Gramsci, sarebbe troppo facile. Il compito era quello di mettere insieme, ecco, senza spazi predefiniti, se non per le dimensioni della poesia, grandi poeti e gente che poetava e che però erano poeti. Laretto-Lieschi diceva: noi siamo 1,5 milioni di abitanti in Sardegna e siamo 1,5 milioni di poeti. Poi conta poco che un poeta scopi per simpatia e va per rime e per controrime. 2 le malattie gravi in Sardegna, una brutta, una bella. La brutta è l'invidia, diciamoci. La bella è la poesia, perché tutti almeno una volta abbiamo provato a scrivere un verso. Sischiglia, che quest'anno compirebbe praticamente 70 anni, si è fatta portavoce di questo, raccoglieva tutto questo materiale, incoraggiava la gente a scrivere. Io ricordo tante persone. Gloria con riposa antica Biddanoa e gloria in Biddanoa de Casteltu. Laretto-Lieschi, che era quello che stava dietro, che apparentemente dietro le quinte, però che era sempre presente in tutti i numeri di Sischiglia, già degli anni 50. C'era l'imbarazzo della scelta per proporre una sua poesia, era giusto ricordarlo, perché era quello che parlava di cose serie facendoci ridere e facendo ridere i lettori. Mi ritrovo con questa che alla fine è la prima che è stata pubblicata nell'edizione del 1980, se non ricordo male. E l'ho scelta anche perché mi sembra abbastanza attuale, al di là dei particolari, perché sono cambiati i tempi, sono passati roba di 40 anni quasi. Mi deve su governo ispirare. La potremmo riscrivere con molta variazione. Mi deve su governo spiegare proite in tribunale e in pretura, che è scarente già magistratura, non pode il suo processo celebrare
e lasciano in prigione frazzigare sus imputados de morte e de fura contra un esercito e disocupados brillantemente in legge doutorados. Bloccados sine die sos processos, s'organico in difetto permanente, ma magistrados de continente non de movo il canacchi non sun fessos. Affacciano sempre problemas complessos, ma los comprende fino a su molente, sido cisola, segundissoso, es colonia, e spe de andare in Patagonia. Pro su governo, su musicaduras, su dever magistrados trasferire, però a su coraggio e abolire d'un colpo 40 aperturas, e gai fini tantas strutturas pro non assumer gente alla gestire. E scheivuto che si dà segato da fare e candare imbattiato. Mi deve su governo spiegare che io non devo toccare a sola. Proite tantos mastros di scuola sono costretti ad andare a zappare, mentre ogni anno deve supportare che in vanta alunno su una mastra sola. Questo puro è studiante un misterio dei gusti incompetente ministerio. Cudos che competente si presumini, narran che so sbilancio sul mezzanoso, ma per acquistare aeroplanoso si impigni un poveraccio, si l'assumini, e quando so sbilancio si consumini, ti dà sanfinas pro sospiros canos. De teorias s'aboncat in butili, però de sa Sardigna si ne futti. A sa Sardigna li vaghe sonore, denne ragazza e in villeggiatura. Si godi sas bellezas de natura, si imbriagan de inu e de folklore. Fotografan sas deghes e pastore, intro sa mandra pro sa murghidura, commente vaghen sos americanos e sa riservas de sos indianos. Mi deve su governo spiegare, proite nos trascuras che figiastros, che uno chi trascura sos zastros o chi podriano dias diventare. E ne sicura manco innestare a pira e speciale sospirastroso. D'ogni piano sardu finit gai, alla piano e non arrivi mai. E ti speras mezz'ora gente gara da un giurno governo centrale. Sugamos noi dei speciale, e sbade carros e esaginara, e pro i scherzi dessa sorte amara, si scolo del successo industriale. Petrolchimica, Saras, Rumianca, non si inquinano a destra e a manca. Ma non mi fatto mera illusione che sul governo spiega da mie, che l'imbalzo che usa le mie non è scompreso da ogni persona. Quando ti danno spiegazione, rende oscuro su che giallo a tie, che il mettismo ministeriale è speso adesso versos de montale. Fager che ria a sa nostra matrigna costa 70 satteras reionese, ma chissà se sa mappa e sa regionese vi risulta che esiste sa Sardegna, oppure si progarchi beffe indigna bana cagato sura sos puzzonese e poi smatiende sa bruttura esti sparita finza si scrittura. Questo tipo di poesia che ricorda a me da un grande poeta seneghese, Lucchetto, diciamo probabilmente siamo nello stesso clima. Un ragazzino di 14 anni che magari è più distratto o più attratto dalla tecnologia, magari da un telefonino piuttosto che da un videogiochi. Ecco, sentire un 14enne che chiede alla madre di comprargli un vocabolario sardo italiano, io l'ho vista come una grandissima conquista, come una grande evoluzione della nostra coscienza e anche come una grande riconquista dell'orgoglio di vivere la nostra identità e della nostra lingua sarda. La Fondazione Faustino Onnis farà di tutto perché questa rivista venga prima di tutto conosciuta nel suo percorso storico, ma cercherà di far sì che si trovino le condizioni
per cui questa rivista possa, perché no, anche riprendere il suo cammino, e perché questa campanella, sia che sia per osservare, sia che sia per svegliare le coscienze, possa ancora nuovamente trillare, diciamo così. Noi come fondazione ci siamo presi l'impegno di far conoscere la rivista attraverso il fondo librario di cui dispone la Fondazione. La Fondazione ha donato alla Biblioteca Comunale di Selargius un fondo librario costituito da tutti i libri, gran parte dei libri di Faustino, e tra questi libri c'è proprio la raccolta integrale di Sischiglia nei 3 periodi, dal 49 al 50 e poi ancora dagli anni 80 e poi l'ultima. C'è questo tipo di legatura sì, arriva sino al 57, esatto. Poi al 57 c'è l'interruzione, ma la parte finale del volume del 57 della ristampa anastastica contiene dei libri pubblicati da Sischiglia. Ecco. E i libri sono il Libello Sindicum Druidanorum, sono vari libri di vario tipo. Sì, sì. E quindi dal 50 al 50, dal 49 al 57, dall'80 al 90 e poi l'ultima fase dal 91 al 2001, che è quella curata appunto da Gavino. Ecco, quindi è molto importante conoscere la storia di Sischiglia, e sicuramente anche è molto importante cercare di trovare risorse umane, finanziarie, perché la rivista possa nascere ancora, possa riprendere il suo cammino. Abbiamo visto prima come tanti sono i temi che vengono sviluppati attraverso la poesia. In questo caso ci sono 2 temi in contrapposizione, apparentemente in contrapposizione. Uno che tocca la religiosità dei sardi, si rifà ai riti di incontro della settimana santa a Cagliari, e dall'altra parte una pagina satirica, e quindi torniamo alla rima, col poeta satirico per eccellenza, anche lui redattore di Sischiglia, come Larenzo Dieschi. Chiederei a Stefano di leggere Is Cantoris di Aquilino Calnas, anche questa poesia premiata con un primo premio Luzzini. Cantoris de Bidda Nova, de Santu Cristo e de Santu Anni, extremaus et dignus cantoris de Gida Santa, a campanas amutarasa, vestius de penitenzia e gutturus inquietus, a paraus overtus a rubiu de Zerrius contra extraitoris. Cantoris de bene de doloris, avatto su crucifisso quis antigas arrugas de Bidda Nova, in meso a su bono antigu populu de Bidda Nova, a ventanas de cinijalis, mantas amuralas e nenniri. In is antigas domus de Bidda Nova, nenniri de scurrium arriu, nenniri de affinu, vois antigas cresias des cantoris. Maistus ferreis e fusteris de primori, maistus cantori dei misteris e de resurrezioni, cando a s'incontru, in tottuna su nuentu a repicu des campanasa, de repenti indarzer al cielo su grandu bogi in soru e de azulu in crispiada, con saluto ischilio de svarzias in rodia, gloria. Varietà eccezionale, cioè un gruppo di nomi che avete ribadito anche voi, molto importanti, dei poeti e degli scrittori di grande pregio culturale. E non solo ha compiuto un viaggio eccezionale ed è rimasta e ha lasciato il ricordo di una rivista autorevolissima per i temi importanti della nostra identità e della lingua sarda, ma è riuscita anche a realizzare degli itinerari inediti, ha avuto il coraggio di prendere dei sentieri diversi per
per cambiare le cose, per cercare di dare di svecchiare la poesia, per esempio, o per dare una svolta verso il neorealismo. E infatti questi sono i due temi che io come osservatrice mi hanno incuriosito di più, da quello che mi ha raccontato Gavino, da quello che ho sentito, da quello che ho potuto conoscere di questa rivista. Mi hanno colpito due temi che poi ho ritrovato anche nei ricordi e nell'opera, nella vita di mio padre. Questa rivista è stata importantissima per mio padre perché sono persuasa del fatto che Sischiglia per lui sia stato un approdo, ma anche un faro che l'ha illuminato e l'ha formato. E infatti con la militanza in Sischiglia mio padre ha scritto solo in sardo da quel momento in poi. E quindi dicevo, mi hanno interessato e mi hanno colpito due aspetti, appunto questa volontà intanto di interessarsi e di essere interpreti del tempo e quindi di essere una rivista che testimonia il tempo che vive e quindi vive la contemporaneità. Mi ha colpito la volontà di voler superare il campanilismo e quindi questo dualismo tra nord e sud che mi ha fatto tornare in mente tanti episodi che io ho nella mia memoria, che ricordo. È un aspetto che dà un senso a quelle riunioni che io vedevo a casa, in questa stanza piena di fumo, un ambiente molto maschio, dove c'erano queste... dove c'erano queste discussioni, dove c'erano questi confronti su temi molto importanti come l'identità, come l'indipendenza, come appunto la lingua sarda, certamente, il sindacalismo, il lavoro, l'immigrazione, ecco, e quindi mi è servito questa conoscenza e anche quanto si è detto stasera finora a ricollegare e a capire meglio alcune cose che io ho visto da piccolina, avevo un'età. E poi invece un altro tema che ha sviluppato la rivista Sischiglia e che io trovo bellissimo, eccezionale, è questo appunto neorealismo, cioè quello di dirottare la poesia verso i temi della società, è quello di passare da una poesia arcadica a una poesia realista che testimonia le caratteristiche della società e quindi i temi della contemporaneità. E questo è molto importante. Io penso che i tempi che viviamo oggi sono tempi in cui l'affermazione dell'identità e della lingua sarda trovano una dimensione molto più accogliente rispetto al passato e io credo che lo dobbiamo anche e soprattutto all'impegno di questo gruppo di persone che ha militato in questa rivista. Raccontavo che questi giorni ho sentito parlavo con una mia amica che ha un figlio di 14 anni che parlava appunto del rientro a scuola e a un certo punto, parlando appunto del rientro a scuola, si è girato Michele, questo ragazzino di 14 anni, e gli ha chiesto alla madre, mamma, mi compri un vocabolario sardo-italiano? Io mi sono girato e ho detto, cioè, non mi aspettavo questo da un ragazzino. È un trauma che è ancora una ferita ancora aperta, diciamo, nelle nostre coscienze, però è anche la nascita di una cosa bella che è il sindacalismo, la difesa dei lavoratori, insomma. Un'altra poesia che ha un altro significato, rientriamo sempre negli argomenti.
però per ricordare un personaggio che ha avuto anche lui una parte molto importante nella vita di Sischiglia dopo la fase gestita come direttore da Aquilino Cannas e da quelli di Sischiglia, dove io sono nato praticamente. Mi piace leggere questa poesia per ricordare una persona che non c'è più, Tonino Mario Rubato, che anche lui ha contribuito e non poco alla crescita della poesia, scrivendo in prima persona, gestendo il premio di Romancia a Sennoli con dizionari in tanti modi. Lo ricordiamo con questi versi che sono versi della nostra terra lo stesso. Lágrimas e esperas. Sas penas de sugero trazzano poros taripedes, e puro in alto pende d'una luna manna che imbozza da sognare. Lágrimas e esperas in questa terra antica si intrizzano da esempio in un andare arcano. Ungias adolimatas, frazzas, bortulan da esempio pedras e rocarzos, e corvos e venturzos designan de continuo semidas de morte. Lágrimas esperas, esas pinetas famosas, e noios abarvegues lavadas de fogo, familias dai 1000 anos. Esperas a verano, esperas a mizas, Bertulas boidas e lágrimas allutas a sincunza, in sartunzu, consuento esusu camuntona da fozza siccas solamente. Lágrimas esperas, in sadio de semigrante, in surru de si sposa, in battiada da esubrare. Lágrimas esperas, da esafreschida so caso, in tuttue, in custa terra antica. Lágrimas esperas, da sempre. Prosecco. Su Sischiglia i nomi dei poeti sono tantissimi, cioè ogni numero pubblica decine di questi nomi. È una struttura molto democratica e diciamo che non si pone obiettivi di selezione. Tanto che i grandi li trovi per caso in mezzo, cioè i nomi di quelli di cui si ricorda appunto, tipo Benvenuto Lobina, lo si trova appunto in un angolino, ma è curiosamente anche forse il primo testo che viene pubblicato, lo pubblica con uno pseudonimo, cioè non è, a me risultava io conoscevo questa canzone, ma questa è di Lobina, infatti tornava che fosse di Lobina, Antonio Maria Mulas. Nome del nonno. Appunto, l'emergere delle individualità, che a un certo punto è indispensabile nella tradizione letteraria, diciamo, ha un percorso particolare. Uno dei nomi che si sono segnalati è appunto quello di Faustino Onnis, e qui abbiamo Luciana, la figlia, che ha curato anche una fondazione che si occupa della sua opera, di tramandare la sua lezione. Grazie. Certo, parlare dopo il discorso del professor Caucci è tosta. Propongo delle sessioni storiche che possano... Non vi spaventi. Interessantissimo invece conoscere la storia di questa rivista straordinaria che ha avuto un'importanza non indifferente e che ha coperto oltre 50 anni di storia. Io ho letto che quest'anno il tema dell'edizione del Cabudan sus Poetas è il viaggio ed è l'itinerario inedito. E io credo che la rivista Sischiglia abbia compiuto un viaggio straordinario con le persone che ha raccolto e che si sono trovate
con una contemporaneità. Di dolore, di sofferenza sono le miniere. Mario Licheri era uno dei nostri, della redazione di Seskivia di quegli anni, e abbiamo scelto questa poesia proprio sulle miniere che legge Stefano. Canta da sumari canzoni minera, canta scudenti samburi e calamina, scudenti brufura de mina, sprius de sali e spuma in su porte buggero. Sula subentu con chitarras de mil dimonios, sula da sonos de trunfa, sanguini de brumoni e morti, lucenti de spinas del quarzo. Antaquauis campanasa in su puzza esamina. Passus de bruini grogu apro illanta de dogna scuriu facce su soli nou is mortus de buggerro. Ais deci de meggiano. Che ne bandera, ne cantos, che ne bordello, ni prantos. Ais deci de meggiano, mano in san mano, coru mineri, facce traballadori, brazzus cansaus, genti de onori, de sabrentes a terra, besi in ta guerra, is mortus boccius povani. A sua dessa terra, sterri immesa su soli, po povero e po ricco, con scraffetto, con picco, su scuriu stampada, una gullas de verda, lagrimas mineras. Is mortus de brumo, non tenenti fraris, su silenziu e genti, ai stegi de mangiano. In savranza sbuida, bovidas de valli unieto e barandiglias de gravillus sicus, su smurzu e pino della veria e pani de arena. Scenti su mare cantano canzoni antica de morti minere. Ni umbra de pastori, ni de messaio, e nemmanco umbra de società de min, nemmanco umbra de bandera rubbia de plastica. Solvidue palla de caramina, sa ricordo di scacciata scuriu de mina. C'è da aggiungere una nota, direi molto importante. Questa poesia fa riferimento ad una pagina di storia terribile in Sardegna. Il 4 di settembre del 1904 a Bugerro i soldati spararono contro il minattore in sciopero. E Bugerro in quei tempi aveva 10.000 abitanti e di questi 3.500 operai, quindi era una zona di lavoro molto importante. È considerata questa una tappa della nascita del sindacalismo italiano, Erano anni di fermenti molto importanti, di cambiamenti legati ai movimenti della gente. Tanti sardi che andavano a lavorare al nord, all'estero, nelle fabbriche, nelle miniere, e che quindi assorbivano questi cambiamenti. E questi cambiamenti non potevano, per un popolo come il popolo sardo, ammalato di poesia, non potevano non tradursi in versi. E Premiuzzieri ha vissuto tutto questo cambiamento straordinario che poi si è trasmesso alla gente, che non parlava più soltanto della luna, come abbiamo visto con Giovanni Fiori, tanto per dire che bella la luna. Ma la luna è una metafora, e lì nascono le metafore e nascono le poesie che parlano di problemi concreti, di situazioni concrete. Ne ho scelto 3, non lunghe, che parlano dell'emigrazione, delle lotte dei minatori e dei sacrifici nel lavoro dei campi e nel lavoro comunque, nei sacrifici della vita. Cicci Tommaso l'abbiamo nominato, ma indubbiamente se dico che è stato il più grande
non credo di sbagliarmi di molto, insomma. L'intera del Samuzere del Semigrato. Es ben indusistiu, da espigas de neula e subunzado, este viurido trigo de China, assemenato in mare. Sorrinzo e Susolopu hanno mandicato pane e fizzudou, assemenato in mare. In malora ha posto sa valche subrasanta de Saianna, assemenato in mare. Poi scura Zarzola che di messa frommigia, assemenato in mare. Suentus è spesato, ma in sa terra falada solo pazza, assemenato in mare. Prenda mia estimata, cando dorrasa, si mai asa torrare, non mi vedasa o estesa né giù e oro, è diventato un pane a fizzudolo. Prenda mia estimata, ti scrio subra as ondas de su mare, ti scrio subra su vento, ammentali de me. Poi, canto sfizzoso che riasa, che mi nascheren dai susino, ma dotto sono morto, so dai gato se spartito, in su letto de bazza per restato a sala tua, su sulco che na semene. Prenda mia estimata, noi scobius proite di vedo, sospensamentos mios sono che serva, atteros che esas nuas, atteros che spinas. Intro de te hai fatto sunito, intro de me hai fatto sunito. Isco che non se nuda ed eo ancora respiro, sugoro e sgrogo, che isainza posca desainenna. Queste erano le poesie che riempivano le pagine di Sischiglia e le pagine della vita di Una Sara. cosa che ha detto, vista la qualità del personaggio, cioè la grandezza del personaggio, Francesco Masala inizia a collaborare in italiano con la rivista Sischiglia e anche le sue prime opere sono completamente in italiano, il romanzo, poi vengono tradotte, anche quelli della Bianche c'è stata una traduzione successiva. Allora Cicitto come poeta in sardo appartiene forse alla prima fascia generazionale che non concepisce la scrittura in sardo, ma concepisce la scrittura in sardo bilingue, poesie bilingui. E da lì inizia una stagione anche dell'editoria piuttosto importante del testo a fronte, cioè del vincolo radicale tra il sardo e l'italiano. I poeti che collaborano a Sischiglia non ci pensano neanche lontanamente di tradurre in italiano i loro testi, non c'è problema, cioè non esisteva il problema con la pensa cronologica, non c'era nessun sardofono che non sapesse capire il testo e che avesse bisogno della traduzione. Nel 49 c'era manco il programma di alfabetizzazione di 20 anni dopo, ecco. Un'altra delle situazioni, Almeno a me, magari sono un po' troppo severo. E va bene. Comunque, diciamo che Sischiglia ha fatto il suo effetto, e come no, qualche cosa l'ho pubblicato anch'io, un po' più in là. E poi, sempre tornando a Tonino Edda, siamo partiti dalla poesia a volo, che esistia dai Temporios. Il tei porta in soppalco della fetta manna del suo 1896 dai Antonio Guido, l'annonato dai Sarche, o Tiresu ed esodatelo commenti a Giuseppe Vilastro e non solisi, chi l'ama corrido, sa fantasia e solo, pronto a fare una cosa di imposto ladino, chi bilassi chila fino a Oe in quasi tutta la Sardegna e in altri due, che ha bisogno che sono il carrato della Sardegna, di questa cosa si settano in tutto il mondo, non è cosa nuda.
E sul 1956, negli anni innanti, Tonino Redda dei sulla inottieri a un premio di poesia sarda a Bezzene, Sosai, Rosofina, da questa poesia in verso risoltoso e a Taurino, in torto sull'imbazzaro e sì sulla nostra, fino a questo Salighere, sull'aziendato del Poesia innanti e questo da Barchino. In mezzo a epidemia del premio più di 100 in banda, che sono un achido in Sardegna, in Sagrada del suo premio di Ottieri, a poi una ventina di anni, dai grandi nacchi su premio di Ottieri, ha cominciato a usare pure lo fagere. Tutto cade fagere un risico in amicale, su primo che ha poi trovato a Salviatura di Tonino Redda, nel 1956, il su premio Globo d'Oro, un altro premio Ottiereso, ma l'hanno fatto su TV, Provolza, Prossa Rima e basta, non queria la poesia moderna, non la queria. Chi è sempre primo con questa poesia in rima, come però il Suppuru, che ha passato l'anno pure lo visto, è su più anziani e su premio Ottieri, su secondi più anziani proprio sul premio Globo d'Oro. Poi ha cominciato a fare in tutto la vita, premio Globo d'Oro, è sempre primo questa poesia in rima, ma se mi solenne fino a questa poesia moderna. E proprio sul premio di Ottieri, e su Chiarapetto di Annapoli fino a Buglielli, Bambarriato, Sagiaga, dessa Vache, a tutto il suo modello, su rima o non rima, andando però a chiccare questa sostanza latina di questa poesia, che ande a manutenta con questa qualità del suo verso. E in cui Carroconese va a denarli. Sempre vreno de croculus spamentosus, spantosus. È proprio un piacere adesso dare la parola a Antonio Canalis, che ho scoperto era di quelli che mandavano le loro poesie a Sischiglia negli anni '80 e che le pubblicava. È anche un poeta significativo, Antonio, cosa che io non sapevo molto bene. È da anni il segretario del premio Ziri, che ha svolto e continua a svolgere nella vicenda culturale italiana un ruolo di grande importanza che si lega alla vicenda del Sischiglia. Attento. Una bella odissea, bella lunga, grazie a Dio, sì, non c'è male. Ad ogni modo, partiamo ancora da Ozieri, visto che poeti estemporanei, una volta era un po' Pascolo Travo, nel 1896, un certo Cuveddu, Antonio Cuveddu, ha cominciato a renderli continuati e soprattutto venivano mano a mano trascritte tutte queste cose. C'era qualcuno, cosa facevano? C'erano due scrivani e allora non c'erano i mezzi adesso, certamente non c'erano. E quindi automaticamente cosa succedeva? Uno scriveva un verso, l'altro scriveva il secondo, poi li ricongiungevano. Chiaramente i testi che ne sono venuti fuori non sei sicurissimo che siano perfetti, però questa era gente che riusciva in maniera estemporanea a fare le ottave e tutte quelle cose. Però poi a un certo punto hanno cominciato anche a fare i modelli, hanno cominciato con Samoda, ma poi dopo Samoda ci sono stati tanti altri, diciamo, piccoli capolavori che poi quelli restavano perché erano scritti e automaticamente venivano poi dalla gente, e non solo certo di Ozieri ma di tutto il Lugdoro, ma mano a mano anche di tutta la Sardegna, cominciavano a prendere piede e ad essere delle cose fatte a tavolino, se vogliamo, qui, però allo stesso tempo l'ispirazione è sempre la stessa. Poi Sischiglia, cominciato nel 49,
Io nel 49 avevo 3 anni, sono del 46. E comunque abbiamo visto che cosa ha creato, una cosa che mano a mano ha avuto molta partecipazione, seguito, eccetera. Nel 56 un Tonino Ledda, che nel frattempo però, lui oltretutto era il segretario dei Premio Zieri dalla prima edizione, però stranamente era un sardo anomalo perché era nato in Sicilia da genitori sardi, ma il padre era forse era un carabiniere, comunque uno dei militari, e stavano in Sicilia, quindi lui il sardo l'ha imparato un po' dopo, non subito, era più italianizzante il suo linguaggio, non c'è dubbio, però ha avuto, diciamo, tanto con Sischiglia scriveva anche lui, però in italiano, se andate a vedere ce ne sono tanti, specialmente in quella rilegatura di 5 tomi che sono molto importanti, poi gli altri sono venuti dopo e ce ne tanti ancora che non sono stati forse raccolti come quelli, sì esatto, quelli bellissimi. Sì. Poi nel 56 esattamente, quindi 56 è l'anno 0, ha guidato esattamente la prima edizione del Premio Zieri di letteratura sarda, che poi è diventato così. E poi man mano andando avanti, io ero giovinotto, però ho cominciato anch'io a scrivere qualcosa, poi anche per il Premio Zieri, e lo facevo fino a quando poi invece quest'uomo, che oltretutto sapeva di non poter durare molto, aveva dei problemi grossi di salute, e per 3 anni ho fatto il vice segretario del Premio Zieri, quindi già da allora però io non partecipavo più al Premio Zieri, perché dovevo fare l'arbitro, non gioco a pallone. Quindi ho smesso di scrivere, diciamo, cosa che non è che succede dappertutto, perché ci sono molti premi organizzati da gente che concorre e la cosa lascia un attimino perplessa. Poi non conta prusu su colori dei sfroresi, poi da tutto se sti spiadio. E colori non ti rendi prusu manco sapetto. S'arrubiu, tanti tramutavo in viola, sapetto tanti ridusio a penitenzia. E nemus pruspori in su giardino, scioperai sfrorisi chi praciti con follas de colori schiaccisata. Tocca dannoso, chi se os poetas, a fare una cerchiolla a Noa, che accorre di scolori schisepiti, poi sapettos de trasi. Tocca dannoso, ortulanus de bellezas, attorrais colores a su mundu nostu, arrescio in uno pauli de breungia, incrubavo e a cun ortavo a tutto. Tocca dannoso, a fai sugli sesti de doveri. Sì, siamo qui se qualcuno vuole intervenire. Io dunque devo a Sicilia partecipavo sempre, non come scrittore, ma pure tutto questa gente. Che raccontare un conto, un aneddoto. Quando devo la storia, un anno, io anche avuto in 83, chiudiamo un minuto caso avvisati, no? Caso Maxi me l'hai usato, a Castello. E in te scapitava. Quando dopo li ha avuti Cicci Tommaso, Faustino Onis, Valentino Tedeschi, ha avuto tutta questa gente che devono scrivere dei numeri e poi. E te infatti, subito si è fatto festa, vuol dire che gli hai usato una bella mezzanina, gli ha detto parlare in Castiglio, quindi io volte io sono vista. Beh, non ne fai curza, vai tutto il numero di scrivere in tutto gente di fama, eccetera. Si chiude in piagato come te poco. Un bordello così errante, vai. Comunque noi finiamo in comune, noi finiamo, a parte sono rispetto poi di Gabriella, che qui avevo pulito tutto, si sa che mi è tappato. Questa cosa come sia tradizionale,
ogni anno Aquilino mi sono messo a un studio di questa buona casa. Poi vai, cosa festa, parli con i suoi amici e guarda, poi gli ho in parte. Ma a me tu adesso sentiamo questo mano fu Mario Licchini, il parente lui, Mario. Il bambino, Gabriele. Ecco, guardate, ma è gente, è un altro gente come te, non lo so, gente semplice, basta, un aneddoto, ti devo contare questa cosa. Allora, sono magistrato il tutto e io devo dire che sul discorso sta appena scominciato e ci sarebbe tantissimo da dire, l'argomento è ricchissimo e spero che si faccia che ci sia un'altra occasione per riprendere questi discorsi, anche per approfondirli, perché merita veramente anche, non siamo entrati nello specifico delle scelte sulla lingua, sulle forme, metri, eccetera, abbiamo appena sfiorato certi temi, ma non era possibile. Comunque è stata veramente una bella serata, io ringrazio tutti gli amici che avete realizzato questo incontro e che l'avete riempito di scienza e di passione politica. Grazie a voi. Grazie a voi. Camineras de lughe ido lontano, quando si pesa da passi do suento e a braços abertos s'affreschida dal suo mondo una diada noa. Camineras de lughe ido lontano e tutto in tondo, brinquendes a vida, si intende del suo dedio manzano in fusto appenas de frisco lentore. Che torios de brata a passo lento si sterra in intro sos bardillos caldos, pispiende sas laras dessa terra, si lida dai tempus e asciutta. Ed eo, terra mia, amata terra, mai mi stracco intro su versamento, de vider torra in trea a lutta in sole, quando si pesa passido suento. È del mio padre, Aquilino Cannas, di Sterro in Terra. Parla della morte, ma parla della morte in una maniera un po' particolare, bellissima. Che andappa a morri, non mi pestaisi. Ci gemite un lenzuolo lino, liso, che m'appa ciuppai tutto saffino. Sgottai de ogni favola che mi seunau in tormento de anima srobbeto. E m'appa asciuttai de ogni ammari, torrai biancura dei innocenti dati. Ortus a morti novus, non vengais in dolo. E no armas de Deus, no impamento, non zunchio de attittare orasa. O in di, non deci bru su disconsolo. O evo vinzas a morti, antiboccio. A spanigatrocio in terra mi deretto, in una grutta, in isbiancas intraglias des montis mius luciferinus. Oita, nessuno mi pozza ragattare, mai, se non Deus, si polline. Passa da ici, sa vita mia inquieta, se ha rotto senza asa, ma se un paese. Sono caduto senza ali, ma sono in piedi. Questo apre alle due ultime poesie che sono legate per i personaggi. Aquilino Cannas e Cicci Tomasi avevano un'amicizia grandissima e loro con Faustino Onnis altrettanto. Sono le ultime due poesie che rappresentano proprio un invito a non fermarsi, un invito a guardare davanti, perché davanti c'è un futuro.
ed è un futuro che dobbiamo vivere e dobbiamo costruire. Ceci Tomás era in cantone de Sas Espigadoras. Su sole a Manzanile si indevesa da euca de Sas Cravas, che hanno dentes de oro, e a seros che vorcada intro una losa de amba, ma a mesudia estinove a fiamaridas, frimo, sobre a conca, espacca da Zaverra, espacca da Sas Laras, espacca da sos nostros pensamentos, a beridi Sas Barras, a su mastigadore, sotto di birche, treula e su demonio. Sos diaulos corruptos subvenidos, a capto de Sas nues, a coberre Sas tancas de amargura, sa treula e su demonio, si mandiga si spiga, sos massaios, prenos de veleas, anas loro que porqué d'un saco, esas falques de ruen da mano. Sa Filomena in Savure cantata che isu gorro, ma su bane estinoga e inoga espiamos. Suentus es pesado, que narrer que calchi rico es morto. No ha da el requie, sino affruliato in aeras su inari. Suentus es pesado, ma in Sarzola fala da pazza sola. Di Faustinonis tocca dannoso. Dedicata a Ceci Tomás. Fiada rubiu, su colori dei sfronisi, e tu stimasta. Oita rubiu, podui, fia su colori del savetto. Dobbiamo continuare e fare quello che hanno fatto loro, cercare di individuare tra i giovani di oggi quelli che fra 30 anni ritroveremo qui a festeggiare i 100 anni di Sischiglia, con la terza generazione dei poeti di Sischiglia. Forse è una utopia, Cioè ci stiamo andando è una fantasia. E io, tanto io devo morire a 120, per cui non ho problemi. Google Calendar, no? 30 anni. Tu pensa ad essere presente il giorno, poi non preoccupare. Dovrei avere 70. Un bicchiere di vino ce l'ho finito, insomma, qualcosa. Tu hai più possibilità di me. Ai seneghesi dobbiamo dire di prepararci. Ai seneghesi no, ma è un impegno, questo è un impegno d'onore. Mettiamola così. Ovviamente sono battute che nascono da una speranza. Da una speranza che quel movimento lì non muoia, che gli si dia aiuto per crescere. Seneca sta facendo moltissimo in questo senso e va bene. Sischiglia può essere, come dire, un punto di riferimento ancora, come allora, un punto di dibattito, un punto di incontro, perché non era soltanto pubblicare le poesie, era un incontro tra gente, tra persone, era un incontro tra famiglie. Io personalmente ho rapporti affettuosi, affettivi con le famiglie di Sischiglia, che ancora oggi ci si sente, e io la mia sorellina, perché me la ricordo che era lì che ci guardava, questi sono matti. Quando non c'era ancora il concetto però di c'è tempo passivo. quando non c'era ancora e non c'era allora il rischio della pancetta affumicata, perché c'è anche quel rischio per chi fuma. Ecco, diciamo che da qui può partire un'idea. Io la propongo, delle idee ci sono, se ne è già accennato, se ne è parlato, ci sono delle disponibilità. Credo che sia un dovere, soprattutto per chi per tanti anni in questo si è impegnato. Dobbiamo lasciare delle testimonianze, lasciare dei testimoni, lasciare il testimone ad altri che trasmetteranno, altrimenti rimane fermo lì e magari soltanto qualche
personaggio con il fumo in testa o con le nuvole in testa andrà a cercare di capire ma chi diavolo erano i nostri padri. Ecco, allora questo forse può essere il punto di arrivo, il punto di partenza di una serata come questa, al di là del ricordo, tenendo conto che non si è detto tutto. Una cosa del genere meriterebbe un grande convegno per avere la possibilità di raccontare veramente che cos'è stata questa esperienza, perché uno è l'aspetto personale e affettivo, perché tanto a me non me lo toglie nessuno tutto quello, quella è la mia ricchezza e la mia fortuna, aver avuto tutti quei padri. Però una ricchezza che sarebbe bello allargare, sarebbe bello rinvigorire e sarebbe bello trasmettere. Non credo di avere altro da aggiungere se non dare la parola alla poesia. Non so se facciamo in tempo, ma almeno 2 riusciamo a leggere ancora. Perché ne avrei. Il modo migliore. E il modo migliore può essere questo, proprio perché le ultime poesie riprendono questi argomenti. E una è quella è sempre di Giovanni Fiori, che è un poeta dei più cari, che apre al futuro. Ecco, queste ultime poesie aprono ad un futuro, ma sono anche un invito ad un impegno.